Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi per parlare del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato pubblicato in questi giorni. Decreto che ha valore dal 19, quindi è iniziato ieri, e sempre fino al 13 novembre. Questo decreto va ad integrare e in parte a sostituire il precedente decreto di cui avevamo discusso qualche giorno fa. Principalmente le novità introdotte riguardano la facoltà, ancora da chiarire se dei sindaci o di altro organo competente, di poter chiudere strade, piazze e centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, chiusura che può essere disposta al pubblico dopo le ore 21, fatto salva la possibilità di accesso del flusso, esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private. Quindi un'ulteriore facoltà, come si diceva, concessa ai territori di poter stabilire quali aree possono essere più soggette ad assembramenti e quindi a chiuderne l'accesso per tutte le persone. Dopo, per quanto riguarda lo sport, sappiamo tutti quanti che anche qua c'è un po' di confusione, tra virgolette, nel senso c'è un po' di difficoltà interpretative sia tra sport diciamo singoli che tra sport di contatto. Il Ministero ha emesso il provvedimento che deve mettere con tutto l'elenco degli sport. Quello che c'è adesso in questo nuovo decreto è stata una riduzione per quanto riguarda il numero degli spettatori, calcolata sul 15% della capienza massima, e comunque non più di 1000 spettatori all'aperto e non più di 200 spettatori al chiuso, ovviamente sempre con tutte il rispetto dei protocolli previsti, quindi l'utilizzo della mascherina e quant'altro. Rimangono per quanto riguarda gli sport di contatto vietate ovviamente le forme a livello amatoriale, e è stata anche sospesa l'attività della terza categoria, quindi partiamo dalla seconda categoria in su, se non sbaglio anche dei giovanissimi. Quindi queste sono le principali novità introdotte. È stato specificato meglio il punto che riguardano le fiere, quindi cito testualmente: sono vietate le sagre e le fiere di comunità, restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei protocolli. Quindi le sagre, quelle di paese, le fiere sono vietate, sono consentite le fiere, ad esempio fiera cavalli, diciamo così, quindi quegli eventi internazionali, però sempre nel rispetto di quelle che sono le misure. Ovviamente sono vietate, sospese tutte le attività di convegni e di congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza, e anche tutte le riunioni della pubblica amministrazione devono essere svolte in modalità a distanza. Anche questo è un punto, insomma, che sta creando qualche perplessità, ma che comunque avremo sicuramente delle specifiche a breve. Poi per quanto riguarda le scuole, rimane sostanzialmente uguale per il nostro territorio, in quanto non abbiamo scuole superiori, diciamo così, però per chi frequenta le scuole superiori sono state adottate o saranno adottate misure diverse per scaglionare i rientri, in modo da evitare una saturazione di quelli che sono i mezzi di trasporto e anche per evitare assembramenti. Quindi per il momento rimane tutto uguale. Viene potenziata quella che può essere didattica a distanza come integrativa rispetto alla didattica in presenza, però per il momento, ripeto, continua a essere tutto com'è. Per quanto riguarda invece le attività di servizi di ristorazione, cambia ovviamente la modalità di fruizione, nel senso che viene stabilito un orario sia di apertura che di chiusura, quindi non possono aprire prima delle ore 5 e devono chiudere alle ore 24. Questo perché? Perché sappiamo tutti che c'erano stati qualche esercente che chiudeva a mezzanotte per poi riaprire a mezzanotte e un quarto, quindi con questo nuovo decreto hanno stabilito l'orario di apertura e l'orario di chiusura. Fino alle 24 con consumo al tavolo e con massimo di 6 persone per tavolo. Quindi dalle 5 alle 24 si possono servire le persone al tavolo, e ad un tavolo possono essere seduti al massimo 6 persone, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Quindi se si va in un bar e non si vuole consumare al tavolo, che so, un caffè al volo, un aperitivo al volo, qualcosa insomma in velocità, lo si può fare solo dalle 5 della mattina alle 18 della sera.
Rimane attivo ovviamente tutto il servizio di consegna a domicilio fino alle ore 24, quindi la ristorazione con asporto, però è vietato ad esempio comprare una pizza per asporto e poi sedersi davanti al locale e mangiarlo. Questo rimane comunque sempre vietato. Come vi dicevo, le norme previste in questo decreto si applicano dal 19 ottobre 2020, quindi da ieri, fino al 13 novembre 2020 compreso. Un'altra delle novità introdotte da questo nuovo decreto riguarda la fruizione anche dei parchi, giardini e delle aree pubbliche di competenza dei comuni. La novità più importante prevede che tutti i bambini e gli adolescenti dagli 0 ai 17 anni siano, oltre a dover indossare la mascherina per quelli più grandi dai 6 anni in su, oltre a dover mantenere il distanziamento sociale, devono essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore o da un altro adulto responsabile ove necessario. Quindi resta il fatto che la fruizione da parte di questi soggetti, di quelli che possono essere i parchi gioco, le aree verdi o le aree che possono fruire aggregazione o comunità, deve essere sempre un adulto, un genitore oppure un adulto responsabile. Queste sono le principali novità introdotte appunto con questo ultimo DPCM. Sappiamo che i casi continuano ad essere abbastanza sotto controllo nel nostro territorio, con la maggior parte delle persone che risultano positive sono comunque asintomatiche o in fase di negativizzazione, e quindi continuiamo a monitorare e a seguire la questione onde evitare problemi in futuro. Quindi appena ci saranno ulteriori novità oppure ulteriori modifiche per quanto riguarda le regole e le norme da seguire, ve lo faremo sapere appena possibile. Per il momento queste sono le regole, scusate le ripetizioni che ci sono, cerchiamo di seguirle tutti quanti in modo da evitare problemi in futuro. Vi ringrazio e al prossimo aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Grazie a tutti e buona giornata.